Sì, Ed è di Marsala? sì, Ascolti, da quanto tempo è che si è lasciata col suo fidanzato? 6 mesi. 6 mesi. E il motivo che si è lasciata qual è stato? Ma è stato, ma senza motivo, non lo so, forse si è stancato di me. Infatti tiene un'altra donna. Ah sì? Sì, Ah, si è fatto di nuovo fidanzato lui? sì, si è fatto, con quella adesso è 5 mesi, con quella. Ma io voglio chi la lascia che ritorna da me. Mhm. Mi dica, come vi siete conosciuti? Ma sotto casa mia. Ah sì? E come? In che modo? Non lo so, faceva il posteggiatore lì sotto casa mia. Tutte le volte che passavo lo vedevo sempre con un telefonino. Faceva finta Che telefonava? che parlava al Un telefono. metodo per abbordare praticamente? Sì, che voleva. Tutte le volte che passavo andavo a fare la spesa e poi quando ritornavo sempre col telefonino Sempre col telefonino in mano. in mano. Faceva. E lei, diciamo, tramite questo telefonino, questo modo suo di, insomma, Sì, sì, di abbordarla, lei si è innamorata. Sì, sì. E vi siete messi insieme. Sì. E quanto siete rimasti insieme? Un anno fidanzato. Ah, per un anno siete rimasti fidanzati? Sì. Niente di meno. Sì, sì. E tutto procedeva bene, fino Sì, sì. a che poi è successo che cosa? Questa ragazza, non so quanti anni tiene, forse più grande di me, che abita vicino a me. Pure. Sì. Gli ha praticamente fregato il fidanzato. Sì. E come è successo? Ah, non lo so, non lo so, lì non lo so. Cioè praticamente che voi eravate fidanzati e che tutto a un Sì. tratto lui praticamente ha cominciato a frequentare quest'altra ragazza più grande di lei naturalmente. Sì, sì. Quanti anni su per giù? Non so, 60, Di 60? più è pure sposata. Addirittura? Ah, gli piace la donna matura allora a lui? È sposata. Mi dica, il suo fidanzato quanti anni ha? Adesso deve avere 54, un pochettino, Ah, il ragazzo diciamo allora. un pochettino più giovane di me. Sì. Va bene, allora ascolti, Strano Amore Siciliano questa sera le dà la possibilità di fare un videomessaggio d'amore con la speranza che il suo, chiamiamolo ex fidanzato, veda questo videomessaggio d'amore e ritorni da lei. Sì, Ok? sì. Allora, lì c'è la telecamera, appena glielo dico io, lei farà il suo videomessaggio d'amore e deve dire tutto quello che sente per lui. Come se lui praticamente si trovasse di fronte a lei e lei gli dovrebbe dimostrare il suo amore. Sì. Ok? Praticamente tutto quello che sente per lui, ok? Sì, sì. Può parlare. Ciao Mariano. Sono venuta a Strano Amore per che tu ritorni da me, che ritorni da me, che stiamo bene insieme. Di volte ho messo questo anello per essere impegnato con te. Per essere impegnato con te. Ma poi voglio che ritorni da me perché ti penso tutti i giorni e piango anche per te. Niente. Vabbè. Bene, ha detto si chiama Mariano, no? Sì. Mariano, ascoltami. C'è qui Rosanna che ti ama. Mariano, pensaci. Mariano, c'hai una ragazza giovane, l'hai lasciata per una vecchia. Mariano, che te l'ha fatto fare? Mariano, è qui, Rosanna è qui che ti aspetta. Mariano, mollati e vieni. Vieni e vieni ad abbracciare a Rosanna che ti vuole bene, ti vuole un mondo di bene. Mariano, dai, sbrigati, ok? Pensaci. Pensaci che Rosanna ti aspetta. Come? Abita contratta a Ciavalotto. Contratta Ciuvalotto. Abita. Mariano. Sì. Va bene, abbiamo detto Mariano, vedi che noi siamo qui, che ti stiamo aspettando, Rosanna è qui che ti aspetta, sbrigati perché Rosanna ti vuole bene e ti ama, ok Mariano? Va bene, ciao. Dobbiamo dire altro? No. Va bene. Bene amici, abbiamo sentito il videomessaggio d'amore di Rosanna, 56 anni di Marsala, ciao da Alberto, ciao anche da... Mariano. No, Rosanna, come si chiama? Ah, io dai. Deve salutare i telespettatori. Oh yeah!